Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici con l'edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Altri 11 fogli di via sono stati commessi combinati nei confronti di 11 austriaci nelle ultime 2 notti a Lignano, invasa da migliaia di turisti per la festa di Pentecoste. Una cinquantina le sanzioni per ubriachezza e una quindicina le denunce, soprattutto per atti osceni in luogo pubblico. Il questore Cracovia, 80 operatori delle forze dell'ordine schierati su 2 turni e chi sbaglia pagherà le sanzioni anche quando sarà tornato in Austria. Non la faranno franca. Se dici Austria pensi a quella terra dove l'ordine e il rispetto sono una consuetudine, ma quando però quel popolo, o meglio parte di esso, si allontana dalla sua terra d'origine non dà il meglio di se stesso. I picchi di inciviltà in Friuli si toccano con la tradizionale calata degli austriaci a Lignano, almeno 50.000 in occasione di Pentecoste. La polizia con il questore Cracovia aveva promesso la mano pesante promettendo di punire chi si comportava male, colpendoli con dei fogli di via da Lignano per alcuni anni. Ma gli avvertimenti sono serviti parzialmente. La prima notte 2 austriaci esagitati hanno dato il peggio e hanno inaugurato i provvedimenti preannunciati dalla questura. La seconda notte, fra venerdì e sabato, altri 4 fogli, mentre nelle ore notturne appena trascorse i provvedimenti sono stati addirittura 7. Una cinquantina le sanzioni amministrative nei confronti di ubriachi, una quindicina le denunce penali. I colpiti sono nella stragrande maggioranza proprio alcuni austriaci che hanno pensato male di utilizzare le fontane come servizi igienici. Altri hanno esposto le loro parti intime in presenza di minori, passeggiando per le vie del centro lignanese. Menti offuscate dall'alcol che probabilmente si renderanno conto delle conseguenze anche penali, ci ha detto il questore Claudio Cracovia, e anche se rientreranno a casa in base agli accordi di cooperazione fra Austria e Italia, non la faranno franca, pagheranno quello che devono pagare, fino in fondo. Uno sforzo importante quello delle forze dell'ordine che su 2 turni vedono una mobilitazione di un'ottantina di agenti, anche con il coinvolgimento del reparto prevenzione crimine di Padova. E poi ci sono le goliardate, quelle di un italiano che ha pensato di portare in trionfo il proprio cane sul tetto della propria autovettura. Anche qui si potrebbero sprecare commenti, ma soprassediamo. Le squadre della stazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Udine e Gemona sono state impegnate sino alla tarda serata di ieri per la ricerca di un disperso nei boschi tra Canebola e Pedrosa lungo il sentiero numero 5. Si trattava di un 24enne di Tricesimo. Il giovane era assieme a 2 amici dei quali si era separato per cercare il sentiero che avevano smarrito, ritrovandosi ad un certo punto solo nei pressi di una forra boschiva con salti di roccia e senza più luce diurna, non riuscendo a proseguire anche per il sopraggiunto panico. 8 tecnici del soccorso alpino, 2 tecnici della Guardia di Finanza di Tolmezzo e una unità cinofila sono usciti in ricerca lungo il sentiero, rimanendo in contatto telefonico con il giovane che disponeva di un cellulare di vecchia generazione e quindi privo di sistemi di geolocalizzazione. Alle 22:30 il giovane è stato localizzato e recuperato. Un bambino di 8 anni si è infortunato attorno alle 14:45 di oggi mentre stava correndo su un go-kart sul circuito dell'Alberone fra i territori di Savogna e San Pietro al Natisone. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della stazione di Torreano giunti sul posto dopo l'incidente. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma avvenuta probabilmente mentre il piccolo pilota stava affrontando una curva. Il mezzo si potrebbe essere sbilanciato capottandosi. Pronto l'allertamento dei soccorsi con l'arrivo di un'ambulanza e dell'elicottero che vedete proprio in azione sul posto. Vista la dinamica e la giovane età del paziente, l'equipe medica ha disposto il trasferimento in volo all'ospedale di Udine per tutti gli accertamenti del caso. Come detto, i militari della stazione di Torreano, facenti capo alla compagnia carabinieri di Cividale, dovranno appurare le cause del sinistro. Le condizioni del bambino non sarebbero fortunatamente gravi e in questi momenti è sottoposto agli esami radiografici del caso e vedete proprio in queste immagini il luogo dove è avvenuto questo incidente. Nei prossimi giorni verrà attuato nella provincia di Udine un piano operativo straordinario per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Il piano coordinato a livello nazionale dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza e attuato sul nostro territorio dalla Questura di Udine e dalla specialità della Polizia Stradale è finalizzato a controllare non soltanto i giovani conducenti per prevenire il drammatico fenomeno delle stragi del sabato sera, ma anche i conducenti di altre
tipologie come autotrasportatori, turisti o pendolari al fine di garantire il più ampio spettro di sicurezza stradale, anche in considerazione che questi fine settimana sono caratterizzati da un esponenziale aumento del volume del traffico non solo per le festività di Pentecoste ma anche per l'inizio della stagione turistica. Il dispositivo sarà particolarmente articolato e comprenderà l'impiego di pattuglie della Polstrada di Udine attrezzate con etilometro e un camper con a bordo un medico specializzato della Questura di Udine. Con in dotazione particolare kit di rilevamento di tracce di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope mediante precursori con prelievo non invasivo tramite tamponi salivari e contestuale analisi rapida molto efficaci e sensibili per più classi di droghe. Si ricorda che qualora il conducente non collabori verrà applicata la massima sanzione prevista. Nel contesto delle verifiche descritte non saranno trascurati gli usuali controlli anticrimine. I ministri degli esteri della Slovenia, Croazia, Albania, Bosnia e Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia e Serbia si sono incontrati a Brdo, vicino a Lubiana, nell'ambito del processo di Brdo-Brioni, iniziativa congiunta appunto fra i partecipanti anche gli inviati speciali dei ministeri degli esteri italiano e francese. Nel vertice si è parlato di Unione Europea e allargamento in preparazione al vertice del 12 luglio a Trieste. I ministri hanno preparato una lettera da inviare alla Commissione europea come buona base di discussione al vertice nel nostro capoluogo regionale. L'estate 2017 a Grado sarà all'insegna della grande musica con la prima edizione del Sun Sound Festival promosso dal Comune di Grado e organizzato dalla MP Musica e The Groove Factory con il sostegno della Regione, della Camera di Commercio di Gorizia e con il patrocinio di Turismo FVG. Dal 24 giugno fino ai primi di settembre in cartellone 5 concerti internazionali in esclusiva regionale sulla diga Nazario Sauro affiancati da 3 live nel centro storico di Grado con artisti emergenti ma già affermati sulla scena nazionale. Nomi che hanno fatto la storia della musica e che continuano ad avere un forte richiamo internazionale. Nada, Marina Rei, Giuliano Palma, Antonella Ruggero e i musicisti di Vasco Rossi, ovvero il trio rock formato da Steph Bars, Claudio e Gallo Golinelli e Will Hunt. Per un'estate fatta da cantare, da ballare e vista mare. Oltre ai big, in programma quest'estate ci saranno 3 ulteriori concerti a ingresso libero nel centro storico di Grado, gruppi emergenti che hanno già riscosso successo anche all'estero. Il 3 luglio il trio Mari, il 29 luglio Matteo Pascotto e il 5 agosto il duo Lubian Canciani in Orsetti Chiacchieroni. All'Opera di Zagabria si sta facendo conoscere a livello mondiale. Parliamo di Andrea Schifano, primo ballerino al Teatro Nazionale Croato, partito da San Vito al Tagliamento. 2 sere fa si è esibito in un ennesimo successo, la prima del riadattamento musicale di un dramma croato. Sulla sua pagina le foto della premiere dell'altra sera quando ha ballato nello spettacolo Glembajevi è solo l'ultimo dei successi di Andrea Schifano, ballerino sanvitese che si sta consacrando a livello internazionale. Sono passati 3 anni da quando HNK, il Teatro Nazionale Croato, l'ha scelto per la prima di Alice nel Paese delle Meraviglie. Poco tempo come ballerino di fila, ben presto l'opportunità di esibirsi in ruoli da solista e primo ballerino in Giselle, Anna Karenina, Schiaccianoci, Faust e altre opere. Alla prima stagione è lui a vincere il titolo di miglior ballerino dell'anno, riconoscimento assegnato da 3 giudici dell'opera croata in base al lavoro svolto, interpretazione, talento. Un successo che lo porta anche ad essere nominato dal direttore di ballo primo solista, applaudito anche da personaggi illustri come il principe Carlo d'Inghilterra e capace di esibirsi nei più grandi teatri del mondo. Nella capitale croata Andrea, che è nato a San Vito al Tagliamento, è arrivato dopo un lungo percorso, dai primi passi nel salotto di casa da piccolo alla scuola di danza Isadora, sempre nel centro sanvitese. La scelta di farne un mestiere a soli 13 anni quando si trasferisce al balletto di Castelfranco Veneto. Sacrifici ma anche successi, esibizioni nazionali, internazionali, premi, borse di studio e la svolta durante un corso estivo dove lo nota la direttrice del Boston Ballet che lo chiama a partecipare a corsi e produzioni negli States. A soli 16 anni un altro trasferimento prima di un rientro obbligato in Italia per motivi personali. Il talento si sa non ha confini o limitazioni quando è così grande e dopo qualche audizione arriva l'occasione di Zagabria dove spesso la famiglia, papà Gigi e mamma Sandra e le sorelle lo raggiungono per abbracciarlo e applaudirlo e da dove Andrea sogna un giorno di tornare magari nel suo paese che per ora ai ballerini riserva poche opportunità. La sala alpina di Comelian ha ospitato il concerto di Euritmica con Lino Straulino e Ifale Curte, lo ha seguito Ivano Mattiussi.
Lino Straulino, musicista, cantautore, compositore, chitarrista e polistrumentista friulano di origini carniche, che dagli anni 90 è uno dei maggiori esponenti della nuove musiche furlane, nuova musica friulana, una corrente musicale sviluppatasi in quel periodo in Friuli, caratterizzata dall'utilizzo della marilenghe come veicolo di espressione in un contesto nuovo, nel quale l'idioma viene sperimentato su generi musicali diversi e non indigeni, quali il folk blues, il neo-folk, la pacianca, il rap, l'hip hop, il metal, il punch rock ed altri generi commerciali. Nei primi anni 90 Lino ha fondato i Fale Curte, band con la quale è tornato ad esibirsi in Sala Alpina a Comeglians per il cartellone della rassegna Musicarnia 2017 organizzato da Euritmica col sostegno della regione. Sono qui stasera per presentare un po' questo vecchio progetto che avevamo in piedi da tanti anni, che si chiama appunto Fale Curte, un vecchio gruppo che è nato negli anni 90 e ci riproponiamo sulla scena dopo tanti anni. È un piacere sempre fare musica con questi miei amici e spero di continuare a farlo ancora per tanto tempo. Ecco. Un concerto di 12 canzoni in quintetto e 4 in due, queste ultime nate da pochi giorni per ricordare Leonardo Zanier, il poeta cantore della Carnia di Maranzanis di Comeglians recentemente scomparso, con Lino alla chitarra e voce, Lorenzo Bianchi Quota al basso elettrico, Gianni Cattaino al flauto e sax, Bruno Cimenti alla chitarra elettrica e Franco Stocco alla batteria, ripresentatisi esattamente come 25 anni fa. Costole rotte ma con tanta voglia di esserci, Giampiero Pinzi nei giorni scorsi è tornato in Friuli per la partita benefica a favore di Marangone. Questa sarà sempre a casa mia, ci ha detto, credo avrei potuto essere ancora utile, ma è una storia finita purtroppo. Questa ormai, come ho detto, è casa mia, sono stato lontano perché purtroppo gioco altrove, però comunque appena posso vengo qui, come ho detto tu, mi sento a casa mia. Che idea ti sei fatto, se l'hai seguita, della stagione dell'Udinese? Era partita non benissimo, e anche perché secondo me aveva giocatori importanti che ancora non si erano inseriti, e poi il mister Del Neri invece ha cercato e ha trovato il cerchio perfetto e ha fatto benino. Sicuramente poteva fare di più, penso, comunque però penso che il prossimo anno si ritrova dentro giocatori che già hanno un anno di Serie A, come può essere Samir, Yankto, Fofana, giocatori importanti che hanno fatto benissimo. Però è cambiata tanto, cioè eri andato via prima tu, poi c'è stata, insomma l'anno scorso se ne sono andati di Natale, Pasquale, Domizzi, cioè i vecchi senatori. Quanto secondo te possono essere mancati? Perché effettivamente uno dei problemi iniziali era che mancava un leader in questa squadra. Prima o poi dovevamo mollare pure noi. Ma tu non molli però. No, vabbè, è chiaro che adesso gioco in campione di Serie B dove i ritmi sono diversi. Sicuramente penso l'anno scorso potevo dare ancora il mio contributo, però questa è un'altra storia che è finita, purtroppo. L'Udinese ha sempre pescato nel mercato internazionale e penso che sarà sempre così. Dovranno essere bravi, diciamo, i Felipe, i Danilo a fare in gruppo e far sì che i nuovi si inseriscano subito. Il tuo futuro c'è qualche spiraglio per un ritorno a Udine con qualsiasi carica? Ma lo spero, perché comunque c'è sempre rimasto un buon rapporto con tutti, con tutta la famiglia. Penso che sia ancora presto. Io penso che finché mi diverto voglio continuare. In questo punto della mia carriera non mi interessano i soldi, mi interessa solo divertirmi, e è chiaro che devo stare bene fisicamente. Vediamo un po'. Quest'anno è stata dura, ma mi sono divertito. Vuoi fare un saluto ai tifosi friulani che ti hanno sempre nel cuore? Volevo salutarli tutti e colgo l'occasione con questa opportunità, e mi dimostrano sempre grande affetto anche sui social, quindi veramente li ringrazio tutti di cuore. Bene, termina qui il nostro telegiornale, io vi ringrazio come sempre per la vostra cortese e fedele attenzione. Adesso il nostro Luca Fernasiero può mandare la sigla di chiusura. Arrivederci.